Ciao di nuovo, noi siamo Leo e Vero di liveintravel.it, sempre noi. e da oggi abbiamo un nuovo filone di queste nostre puntate dedicato, visto che finora vi abbiamo annoiato con dettagli tecnici, suggerimenti, consigli, un po' più smart, un po' più pratico sul terreno, e andiamo a raccontarvi i vari itinerari ciclabili che sono sparsi in giro per l'Italia, itinerari ciclabili che abbiamo percorso, itinerari ciclabili che magari ci consigliate anche voi. Certo, per ora Italia, poi Magari mondo, Europa, vogliamo basso. Dai, partiamo da qua dietro casa, no? Dalla Lombardia e dalla Valtellina, quindi sentiero Valtellina. 114 km da Bormio a Colico sul lago di Como e 114 km quasi tutti ciclabili, a parte qualche tratto promiscuo, ma fattibili da tutti, soprattutto da Bormio che è tutta discesa poi verso il lago, quindi adatto sì, perché a tutti. poi dall'altra in realtà è bella tosta, c'è un bel dislivello, mi sa, da Sì. Colico a Bormio ci saranno quasi 1000 metri di dislivello, soprattutto credo. Dopo Tirano a Bormio c'è un bello strappetto In per 100 salire rotti chilometri, Io se mi vedete, se scivolo sotto la telecamera è perché c'ho Nala, il nostro cane, che sta giocando con le mie calze e ogni tanto dà un colpo anche alla telecamera. Comunque speriamo di riuscire a finire questa puntata senza incolumi. Esatto, quindi dai, partiamo dalle cose da vedere lungo l'itinerario. Ce ne sono tante sicuramente, a partire dalle 500, oltre 500 chiese per gli appassionati. E poi ma dimmi tre cose che assolutamente sono da non perdere in Valtellina. Secondo me, allora, secondo me no. Okay. A Grosio sicuramente bisogna fare una sosta perché ci sono due bei castelli medievali che sormontano la città e con il parco delle incisioni rupestri adiacente. C'è una bella salita tosta per arrivarci, però si può fare, o se no si può un chilometrino neanche. Sì, però ciottolato, bello tosto. Al limite si lascia la bici giù e si fa parcheggia giù all'ingresso e si sale su a piedi. Poi una sosta merita anche la cittadina di Tirano, che è tra l'altro il punto d'arrivo del treno, quindi si può arrivare anche su in treno, poi con la bici al seguito e fare il tratto in alto o scendere giù verso il lago. Vai, scusa. Verso il lago in bicicletta, partendo appunto da Tirano, e a Tirano si può fare anche una sosta e prendere il trenino rosso del Bernina che sale tutta la Val Poschiavo fino a San Moritz, quindi una bella attrazione. Un bellissimo è un itinerario. Po' caro, ma merita, una volta nella vita va fatto. E la terza, vabbè dai, spostiamoci un pochino più verso il lago e mi viene da dire la riserva naturale di Pian di Spagna e Lago di Mezzola, adiacente vicino a Colico, che è all'imbocco della Val Chiavenna, un pochino prima di Colico, dai, all'imbocco della Val Chiavenna, che è una riserva molto carina perché lì vicino insomma c'è l'Adda che si butta nel lago, forma il lago, e insomma si possono fare tantissimi percorsi fuori strada o andare a cavallo o in barca, si possono fare veramente tante cose e merita. Poi c'è la sagoma del Monte Legnone che incombe sui cicloviaggiatori e è notevole. Un sacco di belle cose. Sì, e Leo Vai, invece dimmi. per chi ama la ciclabile e tutto, ma vuole fare anche qualche salita tosta, la Valtellina com'è? Nala, ormai ho perso 3-4 falangi del piede nel frattempo. La Valtellina è il paradiso delle salite, il paradiso delle montagne, no? Quindi ce n'è per tutti i gusti, ce n'è davvero per tutti. Andiamo sul concreto, dici concreto in cima da Bormio i mitici Stelvio e Gavia, che sono salite eterne ma che danno una soddisfazione tremenda una volta che sei in cima. Poi più in basso una delle più toste salite conosciute, con tante varianti insomma, e ci sono un sacco di strade che vi salgono, il Passo della Foppa, meglio noto come Passo del Mortirolo, e infine giù in fondo in Val Chiavenna c'è il Passo dello Spluga. Esatto. Poi ce ne sono tanti altri come la Prica, che è più facile, porta in Val Camonica, o il San Marco, il mitico San Marco anche, che porta in Val Brembano. Insomma ce ne sono... detto 4, non di più. Basta, mi fermo. Parliamo di qualcosa di più Parliamo gustoso. di qualcosa di una sosta, di quando ci si ferma, e quindi della gastronomia locale. Piatti tipici che noi chiaramente non abbiamo assolutamente assaggiato.
Sicuramente i mitici pizzoccheri, che sono il top della Valtellina, e poi anche però altri piatti come per esempio gli sciat, che sono un po' meno conosciuti ma altrettanto buoni, che sono queste palline di bitto, uno dei formaggi tipici valtellinesi, cotti e fritti in pastella, e sono una delizia, uno tira l'altro, veramente come le ciliegie. E dopo come dolce? Sicuramente, vabbè, prima bisogna nominare la bresaola o la slinsega, una versione alternativa. Si può non andare in Valtellina a non assaggiare la bresaola. E poi il nostro amico Alan, il biker valtellinese di Sondalo, ci ha fatto provare la cupetta, che è un dolce fatto con l'ostia, il miele e le noci, che è notevole, bello calorico, proprio per cicloviaggiatori. Perfetto da tenere in tasca e da sgranocchiare ogni tanto. Esatto, tu me li hai finiti tutti, non riuscivo più a mangiarli, vabbè. E poi il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino, Valtellina superiore, con le innumerevoli varianti, il sassella, l'inferno, il grumello, e chi più ne ha più ne mette. Ma sei esperta, Divini. E infatti bellissimo è anche il territorio valtellinese, con tutti questi terrazzamenti di vigneti, no? Che sono un po' una caratteristica del paesaggio. Vogliamo citare allora anche la via dei terrazzamenti, che è una variante più alta, a metà costa sterrata del sentiero Valtellina, e quindi è possibile percorrere anche quella con la mountain bike e fare una sorta di anello. Perfetto, direi che abbiamo raccontato tanto, non tutto perché ci sarebbe ancora da raccontare, però per ora direi che è sufficiente per invogliarvi a scoprire la Valtellina in bicicletta, rigorosamente in bicicletta. Per forza. Buone pedalate, ciao! Buone pedalate, ciao!